Bentornati in diretta 8:05 del mattino, diamo subito il buongiorno a Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, grazie a lei per l'invito, buongiorno a tutti i triestini e triestine, mi raccomando attenzione, collabora che oggi è particolarmente bravissimo, è vero. Forte. E la sentiamo anche qui, no? Anche qui in studio perché siamo in esatto. alto. Speriamo tutto bene anche. Esatto, abbiamo già cominciato a parlare questa mattina presto, insomma, delle possibili difficoltà, insomma, soprattutto alla circolazione stradale, quindi fate particolare attenzione per rami, alberi caduti. Abbiamo già segnalato quello di via Fabio Severo, di via di Servola e insomma altre situazioni che ci hanno raccontato anche gli agenti della polizia locale. Molti scooter a terra, purtroppo succede spesso, insomma. Fare particolare attenzione, ha detto bene il nostro ospite in questa giornata ventosa. Allora, una iniziativa del Movimento 5 Stelle a livello regionale, ci avviciniamo, no, all'approvazione del bilancio proprio in regione. Qual è la vostra proposta per tentare di coinvolgere il più possibile tutte le persone, tutti i cittadini? È iniziato appunto un paio di giorni fa l'iter in Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio per il 2026 della Regione Friuli Venezia Giulia. Noi come Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, attraverso la nostra consigliera regionale Rosaria Capozzi, abbiamo deciso di avviare un percorso, una campagna di raccolta idee per coinvolgere i cittadini, quindi non solo i nostri iscritti, i nostri attivisti con cui siamo in contatto, ma poter coinvolgere veramente tutti, anche se poi effettivamente non ci votano, questo poi noi non interessa nel merito di questa campagna, appunto per raccogliere idee e da trasformare in proposte emendative per appunto migliorare il bilancio della nostra regione e quindi cercare di migliorare di conseguenza diversi aspetti che possono intaccare la vita dei cittadini e che sono di competenza della regione. Abbiamo avviato un percorso identico anche per l'assestamento di bilancio estivo, sempre in Consiglio regionale. Ha avuto un esito positivo, tutte le proposte fatte dai cittadini sono diventate proposte emendative in Consiglio regionale nell'ambito dell'assestamento. Vogliamo fare la stessa cosa anche per questo bilancio, basta andare sui nostri canali social del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia oppure sul nostro sito web e lì ci sono tutte le informazioni, tutti i moduli e anche contatti per eventuali dubbi, perché chiaramente fare proposte per un bilancio è una cosa che può sembrare molto tecnica. Noi vi chiediamo semplicemente di darci delle idee, il nostro onere e anche onore sarà chiaramente quello di trasformarle in proposte emendative, quindi da parte quella legislativa. Eventualmente se una proposta o un'idea non è di competenza del Consiglio regionale, non solo vi rispondiamo anche nel merito e ve lo spieghiamo il motivo per cui non si può presentare quella proposta, ma ci impegniamo a portarla avanti anche nelle altre istituzioni in cui siamo presenti, quindi dal Comune fino al Parlamento europeo. Chiarissimo, perfetto. Allora, c'è una telefonata subito in arrivo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, la mi senti? Sì, buongiorno. Buongiorno. La mi arriva a sentire? Sì, buongiorno. La sentiamo, buongiorno. Allora, ascolti, mi voglio fare una segnalazione veloce. Prego. Abito in via Giovanni Bosco 29 e non avevo riscaldamento, mai aperto. Non avete riscaldamento, non è mai stato aperto, è centralizzato quindi? Sì, decentralizzato, non mi chiamo l'Aster, chiamo la ditta, sì, e chi li ha visti? Dico 15 gradi in appartamento. Mamma mia. Allora, via San Giovanni Bosco, numero 29 è una palazzina Ater, quindi. Quelle case colorate dell'Ater. Sì, capito. Quindi non avete riscaldamento? No. Non è mai stato attivato, insomma, nei giorni scorsi? Almeno che stavo nel mio piano, la signora vicina di me, non avevamo riscaldamento. Non avete riscaldamento, ho capito, niente, signora. Niente, io ho chiamato qua e la ditta si chiama Paist. Quindi lei ha chiamato sia la ditta che l'Ater, però non ha avuto ancora una soluzione. Sì, segnaliamo che più di 10 giorni. Più di 10 giorni. È un grosso problema, veramente. Vero,
Signora, intanto grazie della segnalazione, noi cerchiamo di Ok. girarla adesso magari all'ater e vediamo se riusciamo a bene, sbloccare la ringrazio, qualcosa. mi Signora, scusi grazie. tanto. Grazie, ci dispiace insomma con questo freddo appena arrivato, perché nei giorni scorsi magari il problema era meno sentito, no? Però davvero tra ieri e oggi è un grossissimo è particolarmente problema. grave, esatto. Adesso appunto provvederemo a segnalare, proverò a sentire anche appunto attraverso la nostra consigliera regionale, perché poi l'ATER di fatto è della regione, appunto di sollecitare che vengano accesi i riscaldamenti o almeno di verificare l'effettivo funzionamento, perché oggettivamente lo ritengo abbastanza grave. Cioè, io sono uscito di casa, c'erano 0 gradi segnati, ma molto probabilmente con la borra che c'è è anche percepito un po' di meno, molto meno, no? quindi Infatti, è vero, dipende anche poi dall'isolamento che hanno quelle case, quindi veramente davvero, insomma, immaginiamo lo stato di disagio di questa signora e di tante famiglie, no? Sì, perché assolutamente, perché forse non è neanche l'unica. Non sarà l'unica probabilmente. Allora, ci parlava già di una vicina del Pianerottolo, ecco, no? Ad esatto. esempio. Allora, ci scrive Giampaolo: buongiorno Laura e tutti i telespettatori, buon sabato, grazie anche a lei Giampaolo, buona giornata. Solidarietà, allora buongiorno, ci scrive Alberto: strano che nessuna fabbrica di elettrodomestici non abbia donato lavatrici, cucine o altro agli alluvionati, idem mobilifici, buon lavoro. Ma credo che qualcuno ci stia pensando, però davvero siamo ancora un po' in una fase proprio di prima emergenza. Esatto, no? sono passati veramente pochi giorni. È vero. Sto sentendo delle persone che appunto stanno andando, dei cittadini che stanno andando appunto ad aiutare appena in questi giorni chi abita nelle zone alluvionate, anche perché i primi giorni era, come dire, la protezione civile invitava a non andare, a non andare in massa a aiutare, perché è una fase emergenziale in cui come dire, chi ha una certa esperienza, gli esperti dovevano appunto lavorare assieme ai vigili del fuoco, a protezione civile e quant'altro. Quindi sono sicuro penso che adesso un po' tutta la società civile piano piano insomma ci sarà una corsa alla solidarietà sicuramente verso queste persone che davvero hanno perso tutto, perché abbiamo fatto anche noi diversi giri, insomma, ad esempio nell'abitato di Versa, personalmente proprio sono andata a vedere nelle case piene di fango, piene d'acqua, c'è davvero bisogno di qualsiasi cosa ormai, perché sarà tutto da buttare, no? Soprattutto le persone che vivono, e sono tante ai piani terra, no? Perché nei paesi è molto frequente questa disposizione delle case. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, in linea, può parlare? Sono Palma, buongiorno dottoressa. Buongiorno Franco Palma, buongiorno. No, volevo sapere, perché voi sapete tutto, no? Dica. Allora, avete gli orari per fare un giro in bidon via? Perché col tempo mi permetteria da solo vedere la piscina e sarebbe un'emozione emozionante. Gli orari per la cabinovia, ho capito. La bidon via, no? La bidon via, ok. Allora no, volevo solamente telefonarvi, sì. Perché volevo solamente specificare il fatto, intanto non c'è più il Nason il Nasone all'ex Ferriera, sì, esatto, ecco, l'abbiamo visto. Devo fare settimane bianche in quel muccio, però via questo volessi ringraziare telefonicamente tutto il reparto oncologico del Maggiore, perché abbiamo avuto dei problemi e posso dirvi che si parla tanto male della sanità, ma invece c'è tanta umanità e tanta professionalità. Un abbraccio a tutto quel che riguarda il sistema, perché è veramente delle persone speciali. Vi saluto e vi dico buon sabato. Grazie Franco, un abbraccio, grazie mille, buona giornata, grazie anche per questo ringraziamento insomma ai sanitari e sappiamo insomma Franco Palma ha lavorato una vita all'interno della Ferriera, no? Era un sindacalista proprio anche dei lavoratori della Ferriera, e oggi abbiamo visto che è stato eliminato, lo possiamo anche vedere sul piccolo, il famoso Nasone,
soluzione, no? Diceva appunto eliminato il cumulo storico di inquinanti all'ex Ferriera. Dopo oltre 35 anni d'attesa, Logistica Giuliana ha spianato il cosiddetto nasone, ormai era conosciuto così, insomma una specie di profilo inquietante di sostanze inquinanti, no? Trattati 100.000 metri cubi di sostanze saranno usati per livellare i terreni. La messa in sicurezza continua con la fine dei lavori fissata alla primavera del 2027. Insomma, anche il Movimento 5 Stelle, ricordo, insomma, sì, esatto, noi giusto quest'estate, no? era il 27 giugno, tra le varie cose era arrivato il presidente Giuseppe Conte a Trieste, quindi assieme al senatore Stefano Patuanelli siamo andati in visita dello stabilimento Arvedi dove una volta c'era la Ferriera, proprio a vedere con i nostri occhi, a testimoniare appunto la riconversione industriale che è stata fatta in quel sito, che è diventato un modello in tutta Italia. Molto spesso nel momento in cui ci sono questi stabilimenti industriali altamente inquinanti, il rischio è che li si chiudano lasciando a casa i lavoratori. Nel caso di questo stabilimento industriale invece si è riusciti a fare una riconversione appunto a uno stabilimento inquinante a uno non inquinante, conservando, tutelando tutti i lavoratori della Ferriera. Veramente è un risultato, penso, veramente importante per tutta la città di Trieste, e sono anche fiero di far parte del movimento politico di cui fa parte anche Stefano Patuanelli, che da ministro dello sviluppo economico ebbe appunto anche la capacità, che non è per nulla scontato, di mettere sul tavolo tutti gli attori e poter appunto chiudere la Ferriera e avviare questo percorso di riconversione industriale. Chiaramente c'è anche un merito che va anche, dal mio parere, anche agli imprenditori che appunto si sono anche messi in gioco per questa riconversione. Certo. E penso che possa essere comunque visto come un risultato di tutta la città di Trieste, anche soprattutto per la mobilitazione cittadina che c'è stata a quei tempi, che appunto chiedeva che quel sito inquinante venisse chiuso, e invece siamo appunto riusciti addirittura a riconvertirlo in un sito non inquinante e che garantisca appunto lavoro ai cittadini che vi lavorano. Anni fa era quasi impensabile, no? Sì. Arrivare a un punto di questo tipo, ma insomma c'è chi ci ha creduto e sì, fine, esatto, insomma, alla fine è stata una battaglia collettiva e penso che ce l'abbiamo fatta, dobbiamo appunto usarla come modello per poterlo anche riproporre in altri siti in Italia che sappiamo sono inquinanti e creano dei problemi. Allora, Franco Palman così di sfuggita, diciamo, ha citato anche la cabinovia, poi ne parliamo, ma volevo leggere la segnalazione della signora Liliana, un altro disagio. Vorrei rendere pubblico il nostro disagio, dice: abito in strada per Longera, dove per un lungo tratto di strada da ben 9 giorni manca l'illuminazione pubblica. Dopo varie segnalazioni all'azienda, tutto è rimasto invariato. La strada per Longera è una via stretta, senza marciapiede, e per un lungo tratto costeggia le campagne. È vero, è una questione di sicurezza, dice la signora Liliana. Alla notte siamo in pieno medioevo. Grazie per l'ospitalità, e segnaliamo anche questo, insomma, sì. Illuminazione da 9 giorni manca in strada per Longera. Quindi... Sì, è un problema tra l'altro che non succede purtroppo solamente in strada per Longera. L'illuminazione pubblica in questi ultimi mesi, da quando almeno c'è questa nuova gestione, è carente, ci sono veramente dei disagi non da poco, e anche una questione appunto di sicurezza. La sicurezza passa anche attraverso l'illuminazione pubblica, ha ragione la signora quando l'ha specificato nella segnalazione, è un tema che anche all'attenzione, alla nostra attenzione dei nostri rappresentanti nelle istituzioni, e soprattutto è anche un tema oggetto recentemente di dibattito, perché è vero, infatti. Tra le varie cose il Comune nell'appalto ha previsto dell'illuminazione pubblica con Edison, ha previsto €500.000 in più, se non vado errato, per le illuminazioni natalizie. Poi, al di là del discorso che questo €500.000, che sono €500.000, potrebbero essere usati per tante altre cose, e giusto ieri stavo seguendo la vostra trasmissione Ring, e il consigliere La Terza ha dato un dato molto interessante, che nel 2022 si è riusciti a preparare le varie illuminazioni e decorazioni natalizie con diverse centinaia di migliaia di euro in meno, mi pare 800.000, ma non vorrei dire un dato errato, però comunque molti soldi in meno.
Eppure il Natale del 2022 c'era sempre la giunta di piazza, io non ricordo che fosse un Natale spoglio, povero o qualunque altro aggettivo negativo che possiamo inserirvi. Perché poi per giustificare questo aumento di spesa si cita spesso i Natali più poveri, più così della giunta precedente, ad esempio, no? Il sindaco lo dice spesso. Sì, il Natale più no? povero era quello della stessa giunta di piazza nel 2022 che può Invece, essere chiaramente anche per un aumento dei costi di energia, però non penso vada a giustificare quella somma di soldi. Quella somma, ok. Penso ci sia anche una scelta dietro che poi dopo uno può considerare, può essere d'accordo o non d'accordo, però anche nell'ottica di vedere l'illuminazione pubblica veramente carente, l'illuminazione pubblica quella veramente che deve essere come dire, regolare e funzionante ogni giorno dell'anno. Non so, sapere che €500.000 viene poi investito sulle illuminazioni natalizie, a me va anche bene che le illuminazioni natalizie funzionino, però mi andrebbe anche bene, anzi preferirei che anche l'illuminazione pubblica, quella regolare, presente davanti alla casa di tutti noi, fosse appunto funzionante. Purtroppo non succede solo a Longera e anche l'attenzione, come dicevo, dei nostri rappresentanti in Consiglio Comunale, e speriamo appunto che si possa risolvere. Chiaramente anche la nuova ditta che ha preso l'appalto, chiaramente ci è voluto del tempo e ci vuole del tempo affinché prenda in gestione l'impianto, però è anche vero che ci sono delle esigenze che vanno risolte subito, perché quella di illuminazione pubblica, come dicevo, è anche una questione di sicurezza, ecco, infatti, è un fattore che può signora, alimentare appunto delle situazioni di criminalità o comunque anche la percezione di insicurezza sui cittadini. È chiaro. Allora, poi appunto in una strada come Strada per Longera, che appunto passa anche vicino alla campagna, è abbastanza isolata, è anche lunga, senza marciapiedi, molti tratti. Esatto, quindi, magari sono anche delle zone dove, come naturale che sia, possono anche essere magari degli animali, dei cinghiali, eccetera. Certo, il fatto che sia esatto. illuminato può garantire comunque anche una tutela in più per chi vi abita. Esatto. Allora, una telefonata. Pronto, buondomani, chi è in linea con noi? Buongiorno. Volevo chiedere, visto che l'ospite è giovane, no? Sì. E che non era nemmeno nato quando ci fu la legge Basaglia, se non pensa che ci siano dei buchi, cioè a fronte degli ultimi fatti giornalieri oramai, madre che ammazzano bambini, fratello che ammazza la sorella, e tutti questi qua sono tutti seguiti dai centri di igiene mentale. Cioè, io capisco, il manicomio era una cosa orrenda perché c'erano dei lager, ma lasciare tutti fuori, liberi tutti, se c'è qualcosa che non va, a parte che siano già alimentati i dipendenti, dicevano, se abbiamo 100 malati nella struttura, 10 persone riescono a controllare, ma 100 malati in giro per tutta la città non riusciamo a controllare. E le stesse persone, i parenti, si lamentavano di questo. C'è qualcosa che non va, non è possibile. Ogni giorno ormai c'è un omicidio, un infanticidio, il fratello che ammazza la sorella, e tutti seguiti dai centri elementari. Allora io dico una cosa, per esempio, un'idea, dico, noi automobilisti ogni 2, 3, 5 anni, 10 anni, a prescindere dall'età, dobbiamo fare una revisione della patente. Io penso forse che anche questi medici psichiatrici, no? Che seguono queste persone, non vorrei che, visto che a frequentare sempre gente non a bolla, col tempo gli sembra una cosa normale. È come se uno diceva, può essere una generalizzazione, che non è per bene e impari a zoppicare. Dovrebbe essere anche loro, secondo me, controllati ogni 8 anni, perché secondo me vedo che se li lasciano tutti liberi vuol dire che anche loro ragionano come queste persone. Grazie, mi scusi. Capito insomma anche la cogitazione dopo i fatti drammatici, no, che abbiamo visto in questi giorni. Il signore dice la legge Basaglia andrebbe in qualche modo rivista, o perlomeno come si fa la revisione della patente, così ci vorrebbe un controllo magari periodico su chi lavora in queste strutture. Sì, io oggi leggevo appunto il nostro quotidiano locale, leggevo Il Piccolo, e oltre a un articolo sui fatti di Muggia c'era anche un articolo rispetto al centro di salute mentale di Via Gambini. Di Via Gambini, esatto. Io penso che al di là comunque che questo tema sia particolarmente sentito, anche perché non è passato ancora un po' di tempo dai fatti di Muggia, quindi penso sia normale che comunque ci siano anche questo tipo di considerazioni anche un po' più forti. Io penso che gli operatori sanitari che lavorano
nei centri di salute mentale e nei CSM siano comunque in forte difficoltà per il semplice fatto che noi abbiamo la nostra sanità tutta, quindi anche la parte relativa alla salute mentale che è fortemente in crisi per il semplice fatto che di fatto i fondi assegnativi non sono sufficienti, abbiamo un personale che non c'è personale, perché il personale anche quello dei CSM, ma in generale nella sanità, è carente, nel senso che il sistema non è più attrattivo neanche verso i pochi giovani che hanno fatto un tipo di percorso di studi nell'ambito sanitario. Quindi parlare di revisione della legge Basaglia o di quel sistema dei manicomi non mi trovo d'accordo. Io piuttosto riterrei di potenziare le strutture di CSM. Io penso che il modello può essere è quello giusto, però va semplicemente rinforzato. Questo anche parlando con gli operatori che lavorano appunto in questi centri e nelle strutture sanitarie. Basta andare a parlare con i sindacalisti, ma non perché sono certo. come dire, dei rappresentanti di sigle sindacali, ideologiche o altro, i sindacalisti che lavorano appunto anche di sigle autonome nella sanità pubblica ci dicono che la sanità pubblica è veramente in crisi, c'è un vero problema. E c'è anche, tra l'altro mi collego, perdonatemi se cambio leggermente argomento, mi collego sempre anche al tema della sicurezza, c'è anche un tema della sicurezza all'interno dei presidi ospedalieri. Molto spesso gli operatori sanitari, soprattutto nei pronti soccorso, sono in difficoltà rispetto alla questione della sicurezza, non si sentono tutelati. Ho letto recentemente anche mi pare sia proprio stata fatta una conferenza stampa da parte dei sindacati non solo sanitari ma anche di polizia, proprio per chiedere una maggiore attenzione sul tema della sicurezza degli operatori sanitari. Ecco, se potessimo intervenire nell'ambito della sanità in modo complessivo per rinforzare sia l'offerta che il sistema sanitario pubblico offre ai pazienti e ai cittadini, anche nel caso dei CSM, e se appunto potessimo anche tutelare maggiormente gli operatori che vi lavorano sia dal punto della sicurezza e anche dal punto salariale e quindi delle tutele contrattuali, io penso che potremmo avere veramente un miglioramento complessivo del sistema. Chiaramente il tema della sanità non è un tema che tocca solamente Trieste, non è un tema che tocca solamente Friuli Venezia Giulia, perché chiaramente c'è anche una questione di fondi che viene assegnato a livello nazionale in Parlamento dal governo, e è una questione in cui il governo non dà abbastanza attenzioni. Adesso, giusto qualche giorno fa, parlando con appunto il nostro senatore Stefano Patuanelli, che è capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, abbiamo presentato come Movimento 5 Stelle, come gruppo parlamentare, se non vado errato, 1669 emendamenti, quindi proposte di modifica migliorative alla legge di bilancio, perché abbiamo una legge di bilancio che di fatto è una legge di bilancio misera, povera, che non dà una mano né ai poveri né alla classe media, che poi tra l'altro è quella che consumerebbe di più e quindi potrebbe anche appunto dare slancio al paese, e neanche ai ricchi, paradossalmente, che potrebbe essere anche un loro target. È una manovra di bilancio che semplicemente punta ad avere una spesa veramente bassa, così poi da rientrare dall'infrazione nei confronti dell'Unione Europea e così poter slegare le spese militari appunto dai famosi vincoli di bilancio. Esatto. E noi non siamo d'accordo su questa cosa. Abbiamo fatto appunto le proposte come una no tax area, scusate, per le fasce più deboli della nostra popolazione, affinché vi sia un vero aumento e un vero taglio dell'IRPEF per queste persone, quindi un vero aumento dei soldi in busta paga. E quindi una capacità maggiore. Esattamente, di anche spesa, proposte no? rispetto alle famiglie. Si parla spesso appunto di sussidi che si possono dare anche per incentivare e agevolare le famiglie. Durante il governo Conte 2 è stato istituito il famoso assegno unico familiare, che noi chiediamo adesso di potenziare, chiaramente anche a fronte dell'inflazione. E poi ci sono chiaramente anche altre misure
sempre volte a garantire come una tutela delle classi più deboli, ma anche della classe media e soprattutto delle imprese. Parliamo spesso di transizione 4.0, che era stata appunto portata avanti dal Movimento 5 Stelle quando eravamo al governo. Adesso transizione 4.0 non ha i fondi necessari. Se si va sul sito del Ministero delle Imprese Made in Italy esce fuori che i fondi sono terminati per transizione 4.0, anche per transizione 5.0 promossa dall'attuale Ministro delle Imprese del Made in Italy Urso, che è veramente carente tra l'altro come Ministro. Quindi tornando al tema della sanità, necessita di attenzioni sia a livello nazionale e appunto anche a livello regionale e locale. A livello locale, adesso non vorrei fare appunto un monologo, però si collega anche la questione degli operatori dei sistemi socio-educativi che anche recentemente... È vero, sono stati insomma sotto attenzione. Esatto, no? hanno cercato appunto di porre il tema sul fatto che c'è un grosso problema anche in quel sistema che però è di competenza del Comune di Trieste, e allora anche lì... Ne abbiamo parlato anche nei nostri telegiornali e ne parleremo anche oggi. Allora, c'è una telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno, poi dobbiamo andare in pubblicità. Buona giornata. Senta, io abito a Campo San Giacomo e ho sentito dire da alcune persone che abitano qui che vogliono chiudere il CUP che sta qui a Campo San Giacomo. Per me è una pazzia, perché qui per la maggior parte siamo tutte persone anziane e tanta gente va in questo CUP a fare le analisi, che sono ben organizzati, vanno a fare delle medicazioni, ci sono persone invalidi che vanno lì spesso per essere curate perché hanno delle problematiche. Ora chiudere un CUP così importante ci va sempre di mezzo la povera gente. Che cosa devono chiudere più di quello che stanno chiudendo? Ed è una preghiera che noi facciamo, perché non ci possiamo spostare, prendere pullman e andare ad altri posti per fare un'analisi. Io la ringrazio e speriamo che questa preghiera venga accettata e di pensare bene prima di prendere delle decisioni. Grazie mille. Grazie signora. È un CUP che dovrebbe chiudere, non avevo notizie di questo. No, non ne avevo nemmeno io. No. Se così fosse io lo ritengo un problema, perché Campo San Giacomo, San Giacomo in generale negli ultimi anni ha vissuto veramente è stato veramente danneggiato rispetto alla chiusura di questi presidi territoriali, che possiamo comunque tornare anche in generale, ci ricolleghiamo al tema della sanità, vedasi anche il consultorio. Rispetto alla chiusura del CUP spero veramente non sia così, perché stiamo andando veramente, la politica in questo caso della sanità regionale sta tendendo sempre più, come appunto nel caso dei consultori, che la legge prevede ve ne siano uno ogni 200.000 persone, e questa cosa, o forse addirittura 100.000, adesso non mi ricordo esattamente, però comunque non è, mi pare appunto 100.000, però non è comunque garantito questo numero. La politica regionale sta andando sempre più verso una centralizzazine dei servizi sanitari. Adesso la giunta regionale vuole puntare sempre di più sull'ospedale di Cattinara. Infatti c'è addirittura tra gli operatori chi parla di depotenziamento dell'ospedale maggiore. Io veramente spero non sia così. Vogliono puntare sull'ospedale di Cattinara, centralizzare lì dei servizi, vedersi lo spostamento del Burlo a Cattinara, che comunque verrà fatto, che lo si voglia o non si voglia, e questo comunque io personalmente ritengo che potesse tranquillamente rimanere in via dell'Istria, visti anche gli investimenti che vengono fatti in quella sede. Stanno puntando sull'ospedale di Cattinara, che dovrebbe essere in strutturazione, tuttavia l'azienda che ha l'appalto è in forte crisi, il cantiere non sta andando avanti veramente a rilento, e noi appunto nell'ottica di questa centralizzazione promossa dalla giunta regionale e dal centrodestra rischiamo veramente che i nostri rioni, i presidi territoriali anche legati alla sanità, vadano poi a sparire. E quando si parla di sicurezza nei rioni e in generale c'è anche questo, c'è anche il tema di quanto il rione viene vissuto. Infatti, già dal punto di vista dei commercianti e appunto dei piccoli commercianti, delle botteghe di quartiere, Trieste è una situazione molto critica. I presidi sociali proprio. Esatto, quei presidi sociali che poi appunto sono anche quelle persone
che lavorando sul territorio, abitando su quel territorio, in quel quartiere, in quel rione, poi lo conoscono e gli è anche più facile appunto poter garantire una sicurezza complessiva. Quindi il fatto che queste persone debbano spostarsi per andare a fare, se il CUP la prenotazione, ma se anche una clinica, adesso sarebbe da vedere il caso specifico, poi anche doversi spostare per un'analisi del sangue o per altri tipi di... è un grosso disagio, anche perché San Giacomo comunque è un rione molto anche popoloso e assolutamente, tante persone che vivono lì, ed è veramente un peccato. Ci sono anche appunto persone anziane, persone con necessità anche importanti particolari, particolari. Infatti, quindi insomma è bene mantenere questo presidio. Allora dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, ancora in compagnia del nostro ospite Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia del nostro ospite Enrico Sossi e abbiamo al telefono un telespettatore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, allora ringrazio veramente per il calore umano che ha accolto la mia telefonata il signor Massimo Girardi e tutta la regia, veramente grazie di cuore. Grazie a lei. Una volta di più ma proprio tutta la redazione di Tele4 sono una bella famiglia di amici. Buongiorno gentile dottoressa Laura e al suo graditissimo ospite, giovane ma preparato Enrico Tozzi del Movimento 5 Stelle. Sono Claudio Visentini. Buongiorno Claudio, piacere. Buongiorno cari tutti e due. Oggi c'è un articolo di cronaca sul piccolo, mi permetto di dire quello che per molti sembrava un allarme esagerato, oggi è una realtà. 3 bambini sono stati strappati ai genitori perché vivevano troppo diversi in un bosco. Se non fermiamo ora questa deriva, i figli diventano davvero figli dello Stato. È una vergogna. I giudici non hanno pensato allo strazio dei genitori, dei bambini sradicati dalla famiglia che vivevano in pace e amore. Secondo me è una barbarie, scusate, ma sono sempre dalla parte dei bambini, dalla parte delle famiglie che vivono in armonia in un posto seppure lontano dalla città. Grazie per un suo pensiero. Grazie Claudio, ha colpito molto questa notizia il nostro telespettatore, ma non è l'unico, perché insomma si sta creando un certo dibattito, no, intorno a questo caso che accade fuori dalla nostra regione, però insomma questa famiglia anglo-australiana che vive in un bosco, appunto, che è arrivato addirittura adesso il caso sul tavolo del governo, no? Sì. È un tema che io sinceramente non ho seguito particolarmente, anche perché comunque è una questione dell'Abruzzo e non ne ho avuto l'opportunità appunto di approfondirlo. Ritengo, sono comunque dell'idea che nel rapporto tra famiglia e Stato ci debba essere comunque un equilibrio, nel senso che chiaramente io sono dell'idea che la famiglia debba anche poter avere autonomia di scelta rispetto alla formazione, all'educazione dei propri figli. Ritengo anche che lo Stato come attore pubblico possa verificare e tutelare che in questi ambienti comunque siano tutelati i diritti dei bambini, che può anche voler dire il diritto a un'istruzione. E questo è il mio pensiero. Detto ciò, appunto, io non avendo seguito il caso nello specifico non mi voglio permettere di fare delle considerazioni che poi possano come dire, rivelarsi basate su informazioni errate o su presunzioni o altro. Comunque, se c'è un'attività da parte della magistratura in corso, la magistratura chiaramente quello che può fare è applicare la legge, quindi vediamo cosa uscirà fuori. Mi interesserò anche io di questo tema, così da farmi anche un'opinione. Chiaramente io spero che tutto possa poi concludersi nel modo migliore e anche in serenità, sia per la famiglia stessa, per i bambini soprattutto, e anche poi per l'intera società. Nel momento in cui si dovesse valutare che la normativa attuale non è più idonea per una serie di ragioni,
chiaramente un po' come coscienza collettiva poi si dovrebbe andare a cambiarla. Chiaramente poi dopo, nel caso specifico, come dicevo, non me la sento di andare a intervenire per il semplice fatto che non ne ho le informazioni fondamentali. Allora ci scrive la signora Carmen: sono andata a fare analisi del sangue, posso dire che le dottoresse sono bravissime, spero non sia vero che chiudono, in riferimento al CUP di prima. Sentire oggi, qui c'è una critica da parte di Graziella: questo gentile ragazzo parlare di ascolto sul bilancio fa sorridere, da anni 5 Stelle ad ogni livello istituzionale non costruiscono nulla ma attaccano sempre, non dialogano e ogni proposta che presentano si ferma lì. Questa è la critica da parte della signora Graziella. È una critica legittima che non condivido e faccio due esempi. Uno, che la signora dice che negli ultimi anni abbiamo sempre fatto critica sui bilanci, poi magari non in maniera costruttiva. Un dato è che comunque ormai il governo Meloni è quasi un'intera legislatura, la legislatura precedente siamo stati al governo e comunque quindi abbiamo fatto comunque un bilancio anche in maniera costruttiva anche con le altre forze politiche, ma ogni volta che noi siamo in ogni caso all'opposizione noi facciamo un tipo di opposizione che sia costruttiva. In Consiglio regionale, che vedo da vicino, le proposte che facciamo, chiaramente noi facciamo anche delle proposte ideologiche perché facciamo delle proposte in cui crediamo, ma facciamo anche delle proposte pragmatiche basate su dei feedback, su delle opinioni, su dei suggerimenti, su delle segnalazioni dei cittadini, e la giunta regionale, se la proposta è valida, le accoglie e poi l'Aula approva questo tipo di opere. Recentemente c'è stata l'approvazione da parte del Consiglio regionale del codice regionale sul commercio e sul turismo. L'assessore Bini, con la delega al turismo e alle attività produttive, ma gliene diamo atto come opposizioni, ma come penso tutte le forze politiche in Consiglio regionale, ha voluto fare un percorso partecipativo assieme a tutte le forze politiche, anche con le opposizioni. Alla fine ne è uscito un testo approvato all'unanimità, migliorato sia dalla maggioranza che dalle opposizioni, quindi siamo riusciti a fare un lavoro appunto orientato a migliorare in questo caso la vita anche di chi fa commercio, di chi fa turismo, in generale dei cittadini. Le proposte che noi facciamo per il bilancio non sempre chiaramente vengono approvate, ma perché la maggior parte delle volte chi sta in maggioranza non approva quelle dell'opposizione, a mio personale parere, in una maniera molto ideologica e poco utile ai cittadini. E questo lo dico proprio in generale, non è solamente questa amministrazione regionale o comunale che sia, è purtroppo un'abitudine della politica in generale. Però le proposte che si fanno sono molto spesso prese dalle necessità e dalle segnalazioni dei cittadini. L'altro giorno appunto abbiamo fatto un incontro, l'ha organizzato la seconda circoscrizione, ero presente anch'io con l'associazione SOS Carso che si occupa di pulizia del Carso, pulizia ambientale, e tra le varie cose, magari ne possiamo anche parlare, è emerso un tema che è quello delle grotte inquinate da idrocarburi. Chiaramente, avendo sentito quel tema lì e essendo noi come Movimento 5 Stelle presenti anche in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, la prima cosa che ho fatto è appunto contattare i nostri rappresentanti in Consiglio regionale per cercare appunto di spingere la Regione, di sollecitarla anche adesso che arriva il bilancio attraverso una proposta emendativa, quindi una modifica alla legge, per dire alla Regione: guardate che c'è un problema di grotte inquinate, che tra l'altro sono anche mappate in un catasto regionale, quindi è anche tenuto sotto controllo. Poi ne parleremo assolutamente, perché avremo anche la Regione può intervenire, quindi un'esperta dell'università. Esattamente, quindi è un tema anche abbastanza importante. Il nostro atteggiamento come opposizioni è in primis costruttivo, dopodiché abbiamo proposto negli ultimi mesi, negli ultimi anni della legislatura anche delle proposte un po' più ideologiche, ma che secondo noi possono comunque aiutare e risolvere determinati problemi dei cittadini. Penso anche al salario minimo negli appalti comunali, per fare un esempio, ma ci sono anche una marea di altre proposte che sono state fatte, sempre restando alla questione del Comune di Trieste. Abbiamo proposto anche, me lo si propone da anni, quello del vigile di quartiere, che potrebbe essere anche una soluzione per un possibile fattore che aumenta così il fattore di sicurezza sul nostro territorio, ma in generale noi facciamo delle proposte che possano migliorare la vita dei cittadini. Quindi rispetto alla critica che noi facciamo proposte solamente per criticare, attaccare, per boicottare l'altra parte politica,
io non ci sto, come Movimento 5 Stelle non ci stiamo, il nostro obiettivo è migliorare la vita dei cittadini e posso essere sincero, in questa legislatura, in questo regionale, in tante volte siamo riusciti a farlo, perché siamo lì tutti per lavorare per i cittadini, come forze politiche. Chiaramente se ci arriva una norma o una mozione sul tavolo, sulla questione palestinese, su questioni nazionali o internazionali, si creano delle divisioni, perché chiaramente noi siamo delle persone che abbiamo comunque dei valori, delle idee differenti, legittimamente. Le convinzioni, giusto. Però quando si arriva sul concreto, io penso sia importante, e sono convinto che come opposizioni lo facciamo, andare a fare delle proposte pragmatiche e concrete. Che incidano poi sulla vita dei cittadini. Almeno quello è l'obiettivo di tutti. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, sono me? Sì, buongiorno. Buongiorno Laura e suo ospite. Buongiorno a lei. Allora, mi cercherò di essere il più breve possibile perché volessi fare un appello. Sì. Allora, noi abitiamo in via San Giovanni Bosco, dove ci sono i pompieri, e le 4 case colorate. Sì. Praticamente mi sono informata al SIRAM, che era una ditta che faceva riscaldamento. Praticamente noi siamo senza riscaldamento dal 16 ottobre in freddo in casa con gente malata. Non è la prima che ci arriva la prima. Questo va all'Atter che dovesse interessarsi anche loro un poco a fare qualcosa per darmi una mano. Perché non è possibile dal 16 ottobre un ingegnere o incompetenti che noi siamo bravi di fare riparare questo riscaldamento benedetto. Non so fino a quando andremo avanti, venirà Natale, venirà primavera. No, speriamo di no, insomma, speriamo di risolvere Laura, prestissimo. la ringrazio per avermi ascoltato, spero che qualcuno farà qualche altro appello, ma veramente si sta in freddo e si sta male e si ha problemi di salute abbastanza gravi, anzi gravissimi. Guardi, io ho già girato ai vertici dell'Ater la segnalazione, adesso attendiamo risposta perché signora non è la prima che ci segnala proprio questa situazione di quella palazzina, insomma, di quello stabile. Grazie a lei, buona giornata. Quindi la signora addirittura ha verificato dal 16 ottobre, quindi ben più dei 10 giorni, insomma, che diceva prima la signora, no? Sì, un'ulteriore conferma di questa situazione, speriamo appunto che questa segnalazione che ha fatto, eventualmente anche segnalazioni che faremo noi, possano provare a risolvere la situazione, perché oggettivamente, come dicevamo prima, non è accettabile neanche. Dopo la gente ovviamente si ammala per ovvie ragioni, certo, e dopo torniamo sempre al tema della sanità che è carente, quindi è un tema purtroppo, un circolo vizioso che ognuno deve fare la propria parte. Bisognerebbe tentare di chiudere in qualche modo. Esatto. Allora, buongiorno, ci scrive Pierpaolo, è notizia delle ultime ore che al Teatro Miele si è tenuto un comizio della fiancheggiatrice del gruppo terroristico islamico Hamas, tale Francesca Albanese. Ed ero presente anch'io. Ed era presente anche lei, è stata la premiazione, no, di cui si parla oggi sui giornali. C'è qualcosa che ha diviso molto questa presenza, questo premio dato a Francesca Albanese. Ha diviso molto. Un premio altamente divisivo. Mi dispiace sinceramente che questo premio possa aver diviso l'opinione pubblica. Io ero presente ieri, ero presente assieme alla platea era piena, addirittura alcuni al Teatro Mela non sono potuti entrare, ma io ero anche presente all'università nel primo pomeriggio, quando Francesca Albanese ha incontrato gli studenti, e devo essere sincero, io sono andato in edificio H3 all'università, poi io sono anche uno studente, quindi conosco l'Ateneo, vado in H3, vado nell'aula 1A, cioè io già arrivando nel corridoio ho visto che c'era gente in altre aule comunque già strapiene, perché alla fine al posto di riempire una sola aula, saranno 120 posti penso circa, in una di quelle aule di quell'edificio, ne hanno riempite ben 3 e c'era comunque gente che se ne stava in piedi. Io ero seduto infatti a lato dell'aula, un po' come dire, così come capitava, proprio ad ascoltare Francesca Albanese. Quindi e addirittura la gente non usciva a entrare in Miela, ma questo per dire che è una figura che lei semplicemente fa il suo lavoro, quindi quella di relatrice speciale per le Nazioni Unite sull'occupazione dei territori palestinesi. Quindi io sento anche tante critiche rispetto alla persona di Francesca Albanese, ma l'ha detto anche lei stessa ieri sera nel confronto che ha avuto assieme al direttore di Altra Economia di un giornale e anche assieme a un professore di diritto internazionale dell'Università di Padova. Quindi c'è stato anche un confronto con visioni leggermente differenti, ci sono state appunto anche si sono integrate a vicenda rispetto all'intera questione palestinese e anche rispetto appunto al ruolo delle Nazioni Unite, della Corte Penale Internazionale, che sempre più sono svilite del loro ruolo. Si vede anche la dichiarazione del ministro Tajani, dove dice che il diritto internazionale
come dire, importante, ma fino a un certo punto. E proprio in quest'ottica, appunto, nell'ottica del lavoro che sta facendo Francesca Albanese, uno se deve criticare il lavoro che fa Francesca Albanese come relatrice delle Nazioni Unite, ma non deve criticare la persona in sé. Anche lei appunto sostiene che qualsiasi critica è legittima se fatta sul lavoro che lei produce, sui report che lei fa. Quindi io ritengo che, detto ciò, comunque sono lavori in cui anche alcuni report recenti, sempre di Francesca Albanese, sulla questione palestinese hanno toccato il tema dei bambini. La fondazione Lucchetta Ottadangelo Crovatin si occupa di questo, certo, ed è legittimo che la fondazione e la giuria che poi ha assegnato il premio appunto potessero assegnare il premio a Francesca Albanese. Io penso che come Trieste siamo sempre stati sensibili al tema dei diritti dei bambini e penso che in generale, sinceramente, in Italia negli ultimi 2 anni circa si è risvegliato un sentimento rispetto alla questione palestinese che non è un astio non è che è bianco e nero, no? Io sono pro Israele o sono pro Hamas, non è una questione di essere pro uno o pro l'altro, è questione di diritto internazionale, diritto in questo caso anche dei bambini nel merito del premio Lucchetta di ieri, è una questione appunto anche di tutela dei diritti umani, perché quello che sta succedendo nelle terre palestinesi e che sta continuando a succedere nonostante un cessato il fuoco che è carente perché viene comunque violato, è una questione veramente grave. E quindi dopo uno può entrare nel merito, genocidio sì, genocidio no, ma ci sono degli elementi tali per cui la Corte Penale Internazionale ha intentato una causa rispetto ai vertici del governo israeliano. Molto spesso sento che si dice ma voi siete contro Israele, siete contro gli ebrei, si fa una generalizzazione in questo senso per appunto delegittimare chi parla della questione palestinese. Non è vero, le critiche che io faccio principalmente sono rivolte al governo di Israele. Detto ciò, se Israele è una democrazia, se il fatto che sia una democrazia deve giustificare tutto ciò che viene commesso a Gaza e in Palestina, allora io non sono d'accordo, cioè, per me quella non è una giustificazione. Il fatto che sia una democrazia non giustifica il governo, che pur legittimamente eletto, che svolge quelle azioni. Se l'opinione pubblica israeliana, nella maggioranza proprio anche attraverso le elezioni, non si mobilita per questa causa, io posso dire che non sono d'accordo con l'opinione pubblica israeliana, legittimamente, esatto. Infatti conosco anche personalmente gente di fede ebraica con cui parliamo tranquillamente di questa questione e che anche loro mi dicono semplicemente, ma guarda, il fatto che vi sia una generalizzazione portata avanti anche, adesso mi si permetta, io ho letto anche le lettere della comunità ebraica di Trieste rispetto alla questione del premio Lucchetta. Sinceramente non le ho condivise, però lì viene fatto un tipo di comunicazione che include dentro appunto tutti coloro di quella fede religiosa, ma tanti di fede ebraica non sono comunque d'accordo con le politiche israeliane e con ciò che sta avvenendo. Esattamente, ci sono. Io ho trovato molto più interessanti le risposte di Paolo Rumiz rispetto al premio Lucchetta e anche la risposta in sé della Presidente della Fondazione Lucchetta, e quindi io penso, concludendo, che quello che c'è stato ieri è anche un esempio di pluralità e di democrazia nel nostro Paese e che sinceramente potremmo anche andare fieri di avere una fondazione come la Lucchetta Ottadangelo Crovatin a Trieste che si occupa di queste tematiche. Allora, un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno carissimi, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Due veloci osservazioni. Dica. La prima riguarda le proteste e le lamentele sul riscaldamento delle case ATER, eccetera. Cioè assenza di riscaldamento. Voglio ricordare che in tutti i negozi di elettricisti di elettrotecnica di Trieste sono in vendita piccoli o medi caloriteri elettrici, i quali hanno un consumo molto basso. I piccoli consumano fino a 500 watt e i grandi consumano 1000 o 1500 watt, quindi consumi assolutamente accettabili. Facendo funzionare 24 ore al giorno questi piccoli
termosifoni elettrici che tra l'altro sono trasportabili e si possono mettere in qualsiasi parte, bagno, stanza, si riscalda l'appartamento abbastanza al punto da non soffrire tanto il freddo. Quindi bisogna anche sapersi arrangiare. Seconda osservazione veloce, inquinamento delle grotte. Ricordo all'esponente di 5 Stelle che sul fondo della strada Trebiciano-Orlec c'è tuttora la giacenza di oltre 100.000 tonnellate di rifiuti che sono stati trasportati negli anni 70 alla famosa discarica di Trebiciano, che attendono di essere asportati. Questi centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti sono su terreno calcico tessurato e quindi vanno a inquinare la faglia, penso più di tutte le altre cavità inquinate del Carso. Capito. Quindi che dia un'occhiata anche a questo problema. Buona giornata e buon lavoro. Grazie Enrico, buona giornata. Ringrazio l'omonimo perché ha detto che siamo entrambi Enrico e questo mi fa anche piacere, così un nome un po'. Mi fa piacere perché abbia detto non è tanto comune. Tra i giovani però, soprattutto. No, esatto. Però mi ringrazio che abbia portato il tema della discarica di Trebiciano. Io sinceramente lo dico, abito a Opicina, frequento tantissimo tutta l'area da Opicina a Groppada nei sentieri, il sentiero 3, ma anche tutti quelli adiacenti, o fino a Orlec e quant'altro. Recentemente abbiamo fatto come prima uscita del Movimento 5 Stelle per un'iniziativa nazionale una pulizia vicino tra la ciclabile e la discarica di Trebiciano. C'è una parte piena di rifiuti medio-piccoli che abbiamo raccolto. Tra parentesi, domani alle ore 10 allo stagno di Banne si trova l'associazione SOS Carso assieme alla Comunella di Banne in un'iniziativa organizzata dalla seconda circoscrizione del Comune di Trieste, quindi Altipiano Est, proprio per conoscere le iniziative dell'associazione SOS Carso e appunto avvicinarsi alla pratica della pulizia del Carso, che già in gran parte è stata fatta da questa associazione, ma che assieme a tutti possiamo tutelare questo nostro bene. Rispetto alla questione della discarica di Trebiciano, me ne sono interessato casualmente proprio ieri assieme alla nostra consigliera regionale, perché è un tema su cui ho visto che nel 2014, io sono sincero, l'ho scoperto ieri, nel 2014 il Movimento 5 Stelle assieme a un deputato e la consigliera regionale Dal Zovo, che avevamo a suo tempo, avevano proprio chiesto alla giunta regionale, e poi mi è stato detto che l'abbiamo anche chiesto successivamente più volte, appunto la bonifica della discarica di Trebiciano. Mi pare si parli di 120 a suo tempo milioni di euro. Chiaramente è una spesa che immagino che adesso sia anche aumentata rispetto al 2014, sono passati più di 10 anni, però è un impegno che io sinceramente, sia da abitante del Carso, da carsolino, ma in generale anche da uno che si interessa di tutela ambientale, vorrei portare avanti appunto anche nell'ambito di questo bilancio regionale, sempre appunto nell'ambito della campagna per raccogliere le segnalazioni, e anche, perché no, sempre a livello anche parlamentare, perché la tutela del nostro Carso, vicino c'è anche l'abisso di Trebiciano, in cui è collegato anche il Timavo. Il Timavo è la fonte di acqua potabile nel caso in cui l'acquedotto che arriva dal Friuli abbia delle interruzioni e quant'altro. Il Timavo passa proprio sotto quell'area, e il fatto che dagli anni 60 fino a quando è durato c'è stata quella discarica che poi è stata coperta, ci sono ancora gli sfiati che escono, e ci sono andato giusto appunto qualche settimana fa assieme tra l'altro anche dei nostri attivisti, il fatto che sia presente e che quei rifiuti possano inquinare il terreno e forse anche le falde acquifere, le acque che passano sotto, penso sia un grosso danno per tutti noi. Quindi ringrazio la segnalazione, invito domani a partecipare alla pulizia allo stagno di Banna alle 10. Esatto, così lanciamo questo bel appuntamento e lanciamo anche l'appuntamento fra pochissimo dopo la pubblicità con gli speleologi che ci parleranno proprio di grotte carsiche, probabilmente insomma, torneremo proprio sul tema. Davvero grazie a Enrico Sossi per essere stato con noi. Grazie a voi per il gentile invito. Trovarci assolutamente, grazie per chi è intervenuto da casa. Grazie davvero. Noi ci